Ah sì? E che c'è da ridere? Ora lo capirete. Sedete qui. Cos'è successo? Stefano non è più lo stesso, ha cambiato pure nome, da fuso a fresco. Non fa più musica da ghetto, m'hanno detto. Fa rap cristiano e parla tutto spirituale come un chirichetto. Vederlo mi fa effetto, non porta più felpone, mette camicia e chiude anche il bottone del colletto. Qua si fa musica seria, mica da chiesa, facciamo rap che pesa, mica Madre Teresa. Dove sono le sue rime? Dove è finito il flow? Parla solo di una cosa, monotematico, il rapper senza tatuaggi. Parla di baci e abbracci, meglio starci alla larga prima che ci contagi. Zero animo ribelle, manca di rime spesse, rappa con rimarelle, raccontando storielle, pezzi sdolcinati come caramelle. Non ha più idea di come si fa il rap, non è più un rapper. Sono un ragazzo di paese che mette fede in musica. Mica faccio il prete, non indosso la tunica. Sono stufo di sti rap perché nei loro pezzi parlano di notti brave senza niente da perdere. E video pieni di esoterismo. Faccio il rap per Cristo e m'accusano di fare catechismo. Rap monoteistico, sono diventato spirituale, non sono diventato mistico. Il rapper senza tatuaggi da ribelle, spreco l'inchiostro delle penne sopra i fogli e non sulla mia pelle. Canti che vivi in strada e fatto a pugni e sberle, ma guardandoti hai fatto 2-3 marachelle. So fresh, so happy come farne, il racconto storie come Faber. Faccio quello che tu non sai fare, faccio musica per Dio, non da Dio, meglio precisare. Nel mio rap non dico zio ma dico amen.